Questi messaggi dallo spirito vengono ricevuti in una forma ancora più diversa, perché l'inconscio a sua volta tradurrà in un'altra simbologia questi segnali e li trasferirà allo spirito esclusivamente per valori, e cioè l'esperienza contiene due aspetti sempre: l'aspetto esteriore, che è la memoria dell'esperienza, l'immagine dell'esperienza, la forma dell'esperienza, la sostanza dell'esperienza, il tutto con i riferimenti all'ambiente sociale, umano, eccetera. Ma questa non è l'esperienza. Questo complesso di cose sono la forma dell'esperienza, un modo di manifestarsi o di assumersi dell'esperienza. Ma in realtà l'esperienza è una cosa diversa, perché l'esperienza si tramuta in uno stimolo, niente altro che uno stimolo. Se voi oggi adulti non fate certe cose, o le evitate, o le fate in un certo modo, è perché voi dite avete esperienza della vita, o esperienza di certe cose. Ma questa esperienza istintiva quasi sempre non è legata neppure a una memoria di fatti. Voi non fate certe cose perché il farle vi rievoca un'altra cosa spiacevole, oppure il farle vi rievoca una cosa piacevole. Voi ormai agite istintivamente, ed è la cosiddetta saggezza individuale che è la conseguenza di una esperienza fatta sì attraverso messaggi e informazioni, ma che oggi voi possedete dentro a livello puramente istintivo. Significa che l'esperienza formale si è tramutata in un segnale di avvertimento, positivo o negativo, e questo segnale scatta quando gli avvenimenti o si riproducono o sono paralleli o sono contigui alle esperienze che riceveste in tempi passati. Basta la contiguità o il parallelismo perché scatti immediatamente il segnale. Il segnale scatta non in virtù di una registrazione passata degli eventi, ma di una digestione, direi, a livello subconscio degli eventi. E perciò voi non evocate più il ricordo delle esperienze, ma semplicemente i segnali. Per cui oggi voi vi muovete in un certo modo grazie a una esperienza di vita che, se voleste veramente classificarla, direi, ed elencarla, vi creerebbe una serie di imbarazzi, perché spesso non vi sono idee corrispondenti, specialmente quando l'esperienza è soltanto la vita e voi finite con l'avere dei segnali e quindi un'esperienza non sempre perché avete avuto esperienze pratiche corrispondenti, ma semplicemente perché siete vissuti fino ad oggi. Cioè c'è un'esperienza che è legata soltanto al fatto di essere vissuti fino a questo momento. E questo significa che voi assimilate già attraverso il solo fatto di vita una esperienza primaria che si traduce in una serie di segnali di avvertimento. Questi segnali, in una misura ancora diversa, si traducono in altri messaggi che attraverso l'inconscio raggiungono lo spirito e costituiscono quella che è l'esperienza dello spirito, la quale esperienza dello spirito non è fatta di immagini e di informazioni della materia e del mondo, ma di qualcos'altro, perché allo spirito ovviamente del vostro mondo non gliene importa niente, e non gliene importa niente dell'esperienza che il corpo fa in senso esteriore e marginale. Allo spirito interessa ciò che attraverso il corpo riceve, e vedete che questo criterio è completamente diverso da quello che sino ad oggi vi hanno detto sul concetto di rapporto fra spirito e materia, perché vi hanno sempre detto il corpo deve muoversi in un certo modo perché ciò che fa il corpo paga lo spirito, o
svolgere la vita in un certo modo, perché ciò che voi fate può tradursi in un bagaglio negativo o positivo dello spirito, e in effetti al corpo è stato dato un valore eccessivo nelle sue funzioni materiali, ed è stato sopravvalutato ciò che il corpo fa, dando un segno positivo o negativo alla maniera con cui le fa queste cose, cioè considerando le azioni buone o cattive in base alle quali lo spirito verrà giudicato. Il corpo non serve a questo, il corpo semplicemente interessa perché attraverso di lui lo spirito può ricevere certi segnali primari che non corrispondono alle esperienze, ma sono la traduzione in altra direzione delle esperienze. Ecco che dunque il corpo diventa soltanto la lunga mano dello spirito, o come dire l'antenna dello spirito, ovvero che poggia in terra e raccoglie, traducendo il messaggio in un certo modo. E dunque non corpo come soggetto fondamentale di esperienze, perché l'esperienza in sé non è niente, e il corpo non interessa allo spirito se non per ciò che attraverso di esso può raggiungere in terra. Ora possono, direi, verificarsi tutta una serie di varianti, si capisce una serie di varianti di uno spirito il quale riceve un debole eco di questa vita umana, perché dipende in parte la traducibilità dei messaggi da questa piattaforma psichica, ma molto dipende anche dallo stimolo, dalla forza che lo spirito pone nel recepire questo messaggio, o dall'interesse che lo spirito ha verso la vita. L'interesse che può essere aumentato o diminuito in rapporto all'organizzazione di questa piattaforma psichica. Cioè si può dare il caso veramente di questo corpo, il quale svolge una vita completamente dissimile naturalmente dalla intenzionalità dello spirito. Sono i casi in cui lo spirito può decidere di lasciare il corpo, per esempio. Oppure vi sono casi in cui il corpo si organizza in maniera tale da superare l'esperienza che legittimamente lo spirito potrebbe ricevere. Possiamo avere il caso di uno spirito ancora, diciamo, inevoluto, che può vivere in un corpo che può dargli tutta una serie di messaggi che lo spirito può lasciar cadere. In realtà lo spirito è raggiunto e bersagliato, per così dire, da quelle esperienze tipiche che sono congeniali, le altre le lascia perdere, cioè le altre può non inglobarle dentro. Perché naturalmente una informazione diventi un messaggio valido per lo spirito dipende esclusivamente dal rapporto che si instaura fra lo spirito e l'inconscio, direi, della piattaforma psichica. In caso in cui lo spirito fosse inferiore alla qualità dei messaggi che possono raggiungerlo, è chiaro che, non essendoci l'intesa istintiva con l'inconscio, il messaggio non viene tradotto attraverso l'inconscio. Direi che a questo punto esiste un automatismo, direi, molto avanzato da questo punto di vista, in quanto che lo spirito in realtà ha una libertà che esiste di fatto soltanto quando è libero dall'anima, cioè quando è libero dalla materia. Ma nel momento in cui incrocia l'inconscio, e cioè dire viene a vivere sulla terra, la sua libertà è limitata, perché è condizionata dalle esperienze che ha decise, e tutto il resto è a sua volta condizionato dalla organizzazione psichica, sicché veramente a quel punto avviene tutto automaticamente. Lo spirito può conferire, e conferisce di fatto all'inconscio, una serie di rapporti di interrelazioni che di solito superano la consistenza di valore dell'inconscio. Ma anche qui la questione potrebbe sembrare equivoca. In realtà l'inconscio non è altro che una struttura qualitativamente simile